2 bacini di laminazione per scongiurare altre piene del fiume Meschio dopo che il 7 luglio scorso è caduta una quantità di pioggia record, 100 mm di pioggia in un'ora. Riunione congiunta tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, il comando dei Vigili del Fuoco di Treviso con gli assessori alla protezione civile del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, i prefetti di Treviso e Pordenone, i sindaci di Cordignano e Colle Umberto interessati del passaggio del fiume. In programma il recupero dell'ex cava Merotto con lavori per migliorare il deflusso delle acque e un nuovo bacino di laminazione alla confluenza tra Friga e Caron per evitare che le loro acque affluiscano al Meschio. Dopo l'esondazione del fiume c'è stato anche richiesto lo stato di emergenza per accelerare l'avvio degli interventi. La riunione secondo me ha individuato alcune procedure che devono essere applicate, però prima ci deve essere un'analisi puntuale che si farà già la prossima settimana sulle portate per capire anche i dimensionamenti dei fenomeni, per capire poi successivamente quali sono le ulteriori procedure che possono essere messe in campo automaticamente, compreso un lavoro importante di pluviometri che nel corso del 2025 la Regione Veneto riuscirà comunque ad installare. Oltre a questo poi ci sono tutte le partite più complesse degli interventi strutturali che hanno bisogno degli adeguamenti di copertura per realizzare opere strutturali che seguiranno questo tipo di interventi che dovrebbero consentirci di rassicurare, in particolare per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, l'area del comune di Caneva. La criticità più grande è che c'è questa portata rilevante, intanto lavoriamo su cambiamenti climatici che hanno prodotto degli effetti che sono rilevanti con portate molto forti e quindi è chiaro che abbiamo la necessità di avere maggiori informazioni, quindi bisogna installare strumenti che ci consentano di avere maggiori informazioni al riguardo, bisogna secondo me riuscire a ottimizzare anche i processi di gestione e poi bisogna fare alcune opere che per parte nostra abbiamo in parte fatto, la Regione Veneto è impegnata a farle, ma quelli sono interventi più strutturali. Intanto dobbiamo contenere fenomeni rilevanti e secondo me alcune azioni di miglioramento possiamo riuscire a farle.